Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spezzaccio Mercato, Battanavera, come è stato? Vai giù, spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andiamo a parlare della figuraccia che l'Italia ieri ha fatto in nazionale, cioè che l'Italia ieri ha fatto contro la Bosnia e Herzegovina. Allora, giù, intanto vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale, prima cosa. E poi va giù praticamente, che è sto coso? Vabbè. Poi va giù praticamente, abbiamo messo tipo 4-1, no? E praticamente va giù, scusate se dico sempre praticamente, e praticamente, e in pratica, va giù, l'Italia ha fatto un'altra figura, noi siamo andati al mondiale. Partita tra virgolette che è finita tardissimo perché tipo era mezzanotte meno 20 quando è finita perché ci sono stati calci di rigore e supplementari. Cioè va giù all'inizio fino al 70, si riscende. Va giù, se muoviamo al mondiale tanto è vinciuto, Cristo. Poi ha segnato il progetto punto all'80esimo se non sbaglio ha segnato la Bosnia, la Bosnia sì, la Bosnia, e praticamente va giù, siamo su praticamente, non riesce fuori, vabbè, e va giù, Ravina ieri ha detto no, non mi dimetto, però io devo fare un progetto per i giovani, va giù, ma tu questo progetto l'era fatto nel 2018, cioè lo devi fare là, scusate, mo sistema anche qua. Cioè tu nel 2018 dovevi fare il progetto per i giovani, no? Nel 2026 lo devi fare 8 anni fa. Vabbè, ma cioè, la mia logica, no? Tu non porti i mondiali due per una volta? Se non porti una nazione ai mondiali per la volta dopo, te ne devi andare, ti devi licenziare, ti devi dimettere. Cioè, però chi sta pure caca, va giù, mamma fa. Mai si sapeva. O l'Italia si dà una svegliata per i prossimi mondiali del 2030, da 4 anni. O, oppure non saccio, veramente non lo so. Cioè, perché è stato uno schifo perdere con la Bosnia Herzegovina. Cioè, poi non so chi sapeva sto fatto che mo vi dico. E praticamente lo stadio che non aveva, lo stadio non aveva la tecnologia avanzata per mettere la telecamera nel pallone. Casomai succede qualcosa. Però cioè, non arrivano manco kill. Figurati. Poi vabbè lo stadio, non parliamo proprio. C'erano tutte fosse là dentro. Ci stava non solo fosse. Poi infatti la gente che abitava proprio davanti allo stadio ha detto venite a fare dei balconi perché dagli spalti, perché gli spalti fanno schifo. Almeno faccio una bella partita almeno dagli spalti. Che c'è da dire più? Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, vi ricordo di lasciare like e commento ed iscrivervi al canale. Ciao, io continuo ad essere scioccato. Ciao.